Continua la caccia all'albanese evaso all'alba di ieri da Treviso. È pericolosissimo, possibili legami con l''ndrangheta, dicono i sindacati. L'uomo però potrebbe già essere all'estero. Travolge con l'auto un ciclista 57enne di paese, scappa senza prestare aiuto, caccia il pirata della strada. L'incidente a Breda di Piave, la vittima in gravi condizioni. L'inchiesta sugli alloggi popolari ai Rom. Il dirigente del settore casa del comune Pivato respinge ogni accusa, mai ricevuto favori e offerte. Il sindaco Conte fiducia negli investigatori ma no al processo mediatico. Continuano incessanti le ricerche sull'Appennino dell'elicottero partito dalla Toscana e diretto a Resana, con a bordo 6 passeggeri più il pilota padovano. Individuati e arrestati dalla polizia un uomo e una donna senza fissa dimora che a metà maggio avevano aggredito il gestore di un locale di Conegliano, derubandolo dopo avergli puntato una forbice al petto. Consumatori in piazza per dire stop al carovita e chiedere al governo interventi strutturali. Manifestazioni in tutta Italia. In Veneto è stata scelta Vicenza. I risultati in tempo reale, la gioia dei vincitori, la delusione dei vinti. Lunedì dalle 14 su Antenna 3 la lunga maratona elettorale, ospiti in studio e collegamenti dal territorio per raccontare in diretta il verdetto delle urne. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la vera e propria caccia all'uomo, all'albanese 27enne che ieri mattina all'alba è evaso dal carcere di Treviso. Una fuga rocambolesca con i sindacati della polizia penitenziaria che lanciano un vero e proprio allarme. Si tratta di un soggetto pericolosissimo. Intanto a Santabona si sono avviate delle verifiche interne, ma quest'uomo potrebbe già essere all'estero. Potrebbe avere già varcato i confini nazionali Edison Pula, il 27enne albanese evaso giovedì all'alba dal carcere di Santabona, una fuga da film tentata anche da altri 2 connazionali subito bloccati dalla polizia penitenziaria. Pula invece si è dileguato, letteralmente scomparso nel nulla. Nessun avvistamento infatti è stato registrato a nord-est nelle 24 ore seguenti, come volatilizzato. Agenti militari hanno battuto l'intera regione ma senza nessun risultato concreto, il che fa propendere le stesse fonti investigative per un'evasione organizzata da tempo, scientifica nei tempi e nei modi. Quasi sicuramente qualcuno lo aspettava nelle vicinanze di Santabona e gli ha consentito di far perdere le proprie tracce. Difficile comunque che il giovane sia ritornato in Albania, suo paese natale, dal quale tra l'altro era fuggito a suo tempo. Sulla sua testa pende una condanna da scontare a 16 anni per tentato omicidio, rapina, detenzione di esplosivi, spaccio. A Santabona si trovava da febbraio dopo l'arresto della squadra mobile in un casolare di Carbonera, diventato quartiere generale di una banda specializzata in furti, 50 quelli messi a segno nell'autunno scorso tra Marca e Bellunese, compresi alcuni assalti alle ville del Terraglio, un curriculum che per il direttore del carcere non lascia spazio a dubbi. È un soggetto pericoloso, nel senso che si è reso responsabile di alcuni reati di un certo spessore. Cosa dire alla cittadinanza? Ecco, io credo che le forze dell'ordine sapranno presto riprendere l'evaso. Non credo che avrà una lunga vita di latitanza. Questa è almeno la convinzione di Quagliotto, che a sua volta in queste ore sta portando avanti verifiche interne. C'è stato l'utilizzo di un oggetto non consentito, che non poteva essere in disponibilità delle persone, e pertanto è evidente che qualcosa ha fatto difetto. Su come la lima usata per segare le sbarre sia entrata nella casa circondariale non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella più suggestiva, ovvero il trasporto tramite drone, che certo sembra improbabile. Per il direttore di Santabona poi non ci sarebbe nessuna relazione tra l'aggressione di mercoledì, che ha creato scompiglio all'interno del carcere, e la fuga all'alba del giorno dopo. Non ci sono elementi per poter dire che ci sia un nesso fra i 2 eventi, perché il primo non ha causato la distrazione di forze rispetto al secondo, quindi non c'è stato un diversivo di fronte, ecco, in questo sempre usare un linguaggio militare, ecco, per capirci. Restano le polemiche sulla sicurezza dell'istituto penitenziario e la carenza di personale più volte denunciata dai sindacati, ma per Quagliotto l'allarme va circoscritto. Sono 135 dipendenti su una pianta organica prevista di 165, il 18% in meno. L'ultima evasione riuscita a Santabona risale al 1977, protagonista il brigatista Prospero Gallinari. Oggi il romanzo criminale si è aggiornato in una nota all'SPP, il sindacato Polizia Penitenziaria, pare
parla di un abbraccio mortale fra criminalità albanese e 'ndrangheta. Lo stesso Pula è definito molto pericoloso, anche per questo la caccia all'uomo continua. Ed è anche caccia al pirata della strada, perché c'è un'allerta, un incidente nel pomeriggio di oggi ai confini tra i comuni di Breda, di Piave e Maserate in via del Vesco. Un uomo di paese di 57 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un'auto che, anziché fermarsi per soccorrerlo, ha proseguito la sua folle corsa. Il ciclista, sbalzato per alcuni metri, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del SUEM 118 che lo hanno intubato sul posto prima di trasportarlo al Cafoncello. Le condizioni dell'uomo sono gravissime. Indagini in corso da parte della polizia locale per identificare chi era alla guida dell'auto pirata. Stiamo già acquisendo le immagini delle telecamere di tutta la zona, spiega il comandante della polizia locale di Breda, di Piave, Riccardo Sutto, che conferma come sul posto sia stato trovato anche uno specchietto del mezzo, cosa che potrebbe facilitare ulteriormente la caccia al pirata della strada. Adesso dovremo essere in grado di mostrarvi cosa è successo nel pomeriggio. L'indagine è quella sugli alloggi popolari che ha investito anche il settore casa del comune di Treviso. Esclude ogni accusa, ogni addebito il dirigente del settore Stefano Pivato. Poco fa si è concluso il primo incontro fisico con il suo legale. Sentiamo. Provato, frastornato da tanto clamore, ma tranquillo perché certo della bontà ma soprattutto della legalità del suo operato. Così l'avvocato Fabrizio Santoro descrive il suo assistito Stefano Pivato, il dirigente comunale indagato per corruzione e abuso d'ufficio assieme ad altri 4 dipendenti del settore casa. È il primo confronto vis-à-vis tra il legale e Pivato dopo il blitz dei carabinieri avvenuto all'alba di mercoledì. Nel mirino quelle case popolari che sarebbero state assegnate a persone che non ne avevano i requisiti, per lo più cittadini di etnia rom. Pivato ha ribadito di non aver mai ricevuto favori né regalie, anzi di non essere mai stato nemmeno destinatario di offerte ambigue. Insomma, la linea che già emerge è quella della totale estraneità ai reati ipotizzati in questa prima fase investigativa. Certo, dice l'avvocato, Pivato era subissato di richieste di intervento da ogni parte, cittadini, residenti, volontariato, amministratori, ma tutto nell'ambito della legalità, ma soprattutto della sua funzione in un settore di per sé delicatissimo, dove non sono mancati nemmeno episodi di intimidazione già segnalati anche alle forze dell'ordine. Stiamo alla finestra, aggiunge il legale. Intanto Pivato continuerà a recarsi al lavoro, così come gli altri dipendenti del settore casa a Casugana. Mi dispiace perché si sta scatenando un processo mediatico che tira in ballo persone che in questo momento magari sono sottoposte a delle indagini ma non sono di certo condannate, sono dei padri, delle madri, sono persone che hanno la loro vita privata che oggi viene completamente travolta da questa inchiesta. Io spero che la magistratura faccia chiarezza quanto prima e l'invito che faccio è ricordarsi che stiamo parlando di persone che hanno una dignità, che hanno alle spalle una carriera professionale che non si è mai macchiata di comportamenti di questo tipo. Conte che replica anche a quei parroci che sulla stampa o via social hanno criticato l'operato del settore casa come i preti di Santa Maria del Sile e San Bartolomeo, alle prese con l'accoglienza di alcune famiglie in canonica o alloggi parrocchiali. Il mio riferimento della Chiesa rimane il Vescovo Michele, con il quale mi confronterò anche nei prossimi giorni, semplicemente per chiedergli comunque di ricordare queste persone che oggi sono oggetto di indagini nelle sue preghiere e magari di richiamare quei sacerdoti che oggi improvvisamente in un mondo di tuttologi sono diventati anche dei giudici e hanno già sentenziato che i 4 dipendenti del comune sono colpevoli, o hanno qualche elemento in più rispetto alla magistratura o hanno detto delle fesserie. Così dunque il sindaco di Treviso Conte. Si dice invece sconcertata la segretaria provinciale del Sunia Alessandra Gava. Io sono veramente sconcertata e anche sono rimasta molto colpita dalla vicenda perché ritenevo che nella nostra zona non potessero crearsi situazioni di questo tipo. Così commenta a caldo Alessandra Gava, segretario provinciale del SUNIA, il sindacato unitario inquilini assegnatari. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti della magistratura. Valuteremo anche noi l'andamento delle indagini per capire appunto quali sono le situazioni che sono state appunto interessate
interessate, toccate da queste eventuali erronee assegnazioni, per valutare poi ovviamente che se persone che hanno avuto la casa popolare e non avevano il diritto di averla devono ovviamente lasciare il posto a chi invece è in graduatoria. Insomma, se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare. Alessandra Gava poi sottolinea un aspetto importante. Rimane il fatto chiaro che la casa, in particolar modo la casa popolare, sta diventando un altro settore molto caldo anche per una zona come quella del Trevigiano, dove fatti di questo genere e di tale gravità non si erano negli anni scorsi mai verificati. Fra l'altro, grazie all'introduzione dell'ISEE per l'assegnazione delle case popolari, questo parametro ha aiutato a mettere chiarezza in alcune situazioni, non solo. Il reddito viene verificato ogni anno, sempre con l'ISEE, quindi gli assegnatari di case popolari sono ogni anno chiamati a riconsegnare la loro situazione economica e quindi viene anche riconteggiato l'affitto. Ovviamente le persone che non sono chiare, che hanno delle attività diciamo che non vengano tracciate, sono ovviamente difficili da perseguire. Il Sunia attende di sapere se ci saranno altri risvolti nella vicenda per valutare delle azioni. E restano ancora senza esito le ricerche dell'elicottero scomparso ieri dai radar, partito dalla Toscana, era diretto a Resana in un'azienda, a bordo 6 persone straniere, oltre al pilota un 33enne padovano. Sono ore, sono minuti di angoscia. Proseguono senza sosta dall'alba le ricerche dell'elicottero scomparso in volo ieri durante una tempesta sull'Appennino tosco-emiliano. Ancora nessun segnale né dal velivolo né dai 7 cellulari delle persone che erano a bordo, tra imprenditori e tecnici, 4 turchi, 2 libanesi, oltre al pilota, il padovano Corrado Levorin, 33 anni, di Polverara. Il decollo ultimo di una 3 giorni organizzata da un'azienda di Reggio nell'Emilia ieri mattina alle 9 da Capannori in Toscana, con arrivo previsto sul piazzale della Rotocart a Castelmigno di Resana, dove gli stranieri avrebbero dovuto visitare il centro logistico per tecnologia e dimensione unico al mondo. La vostra apprensione è partita ieri intorno alle 10:30 quando non è arrivato questo elicottero? Diciamo verso meno un quarto alle 11, perché era passato un periodo nel quale non aveva quasi più neanche possibilità di essere in volo l'elicottero, perché i consumi dell'elicottero sono grossi e sapendo qual era il tragitto che dovevano fare, diciamo che eravamo fuori tempo massimo, diciamo. Elicottero noleggiato alla Avio di Thiene, oggi con l'hangar chiuso all'aeroporto Ferrarin e un'unica comunicazione ufficiale affidata all'ANSA. Uno dei nostri uomini, spiegano dalla società vicentina, si trova in quelle località, nell'area dove si stanno concentrando le ricerche. Anche con lui stiamo in contatto diretto. Nessun commento sulla totale assenza di segnali che si attivano automaticamente per avaria o peggio schianto al suolo. Singolare tra l'altro il fatto che sia accaduto all'ultimo volo dopo il continuo via vai dei giorni precedenti. 3 giorni di visite continue, ogni mattina venivano 7, 8, 10 persone, perché certi venivano anche in macchina, e pomeriggio idem. Purtroppo si è fermato al terzo giorno, diciamo. Ecco. Voi comunque una speranza la nutrite sempre? Sì, una speranza è l'ultima a morire. E anche il governo di Ankara sta seguendo la vicenda dell'elicottero scomparso, considerando che 4 dei 6 occupanti sono dirigenti del più grosso gruppo cartario turco. Apprensione attesa tra gli amici del pilota e nella comunità di Polverara. Io ho con lui questo ricordo di una persona molto coscienziosa, molto amichevole, molto attento alla sicurezza, molto esperto anche di saper manovrare correttamente il mezzo. Un pilota esperto, Corrado Levorin, ma soprattutto appassionato del volo e del suo lavoro. Lo racconta così l'amico compagno che spera in un atterraggio di fortuna in mezzo alla boscaglia dell'Appennino tosco-emiliano per quella augusta Koala rosso che Corradin stava pilotando da 3 giorni. Nonostante l'età, 33 anni, il giovane pilota ha una notevole esperienza anche come istruttore, condizione che permette di affrontare con freddezza gli imprevisti che capitano inevitabilmente a chi vola. Compagno non crede nell'errore umano come causa di questa sparizione. Questa ipotesi del maltempo potrebbe essere una causa. Non credo in un errore umano, conoscendo appunto Corrado, nemmeno credo
in un cedimento tecnico perché sicuramente la ditta con la quale lui volava era una ditta di esperti. Tutto affidato alle ricerche in loco, anche con l'ausilio di strumentazioni in grado di percepire il minimo segnale dal velivolo o dai cellulari delle persone a bordo. Esperienza e capacità di affrontare l'imprevisto sono le doti di Corrado, a cui si aggrappano le speranze della famiglia Levorin. Stiamo attendendo che arrivino presto notizie e da ieri insomma stiamo sperando che siano delle buone notizie. È un piccolo comune il nostro, ci conosciamo praticamente tutti e con il signor Levorin, con Graziano, ci incontriamo spesso, quindi stamattina ci siamo sentiti e sotto costo insomma gli ho detto che stiamo pregando tutti. Anche il sindaco Bulgarello punta sulla passione e l'esperienza di Corrado. Un pilota esperto, molto attento, quindi vogliamo sperare che ce l'abbia fatta, sia riuscito in qualche modo a mettere in pratica le sue enormi conoscenze e capacità e ad avere un risvolto positivo. Sempre per la cronaca, rocambolesco incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto intorno alle 13 di oggi lungo la Postumia ovest a San Biagio di Callalta. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un'auto si trovava all'altezza del distributore di benzina quando è stata tamponata, per cause ancora al vaglio degli agenti, da una Chevrolet condotta da un 48enne di Treviso. Quest'ultima è finita nella corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un terzo mezzo. Inevitabile l'impatto che ha fatto sbalzare l'auto, che si è ribaltata su un fianco. Eccola, vedete, 3 le persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche i sanitari della SUEM 118. Per la cronaca adesso andiamo a Conegliano, dove sono stati arrestati dalla polizia i presunti autori di una rapina. Era stato aggredito mentre stava salendo in auto e derubato dell'incasso della giornata. Vittima il gestore di un locale minacciato e rapinato da un uomo e una donna con il volto travisato nei pressi di una farmacia di Conegliano. Mentre lei gli puntava al torace una forbice, il complice lo minacciava di avere una pistola e dopo avergli bucato una gomma dell'auto, i 2 malviventi fuggivano con il bottino. I fatti risalgono ad una notte di metà maggio. Da quel momento sono iniziate le indagini degli agenti del commissariato di Conegliano, coordinati dalla procura di Treviso. Gli investigatori hanno rintracciato i 2 presunti responsabili, 2 cittadini italiani senza fissa dimora di 34 e 35 anni, già destinatari di un foglio di via da Conegliano da parte del questore di Treviso in una casa abbandonata a Vittorio Veneto, dove avevano trovato rifugio. Fondamentali per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e degli esercizi pubblici situati in varie zone della città. La coppia è stata arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso, visti gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità sociale dei 2 soggetti. Il riscontro diagnostico sulla bimba di 4 mesi deceduta a Oderzo effettuato stamani ha confermato che si è trattato di morte improvvisa del lattante. Così l'ULSS sulla tragica vicenda che ha sconvolto l'intera comunità. Lo scorso 8 giugno i genitori della piccola, disperati, avevano portato la figlia nata il 10 febbraio scorso, priva di segni di vita, all'ospedale Opitergino. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione da parte dell'anestesista e del pediatra, il cuore della piccola non aveva ripreso a battere. Oggi è arrivata la conferma della morte in culla. La madre lo rimprovera per la bocciatura a scuola. Un ragazzino 12enne cade dal terrazzo. Indagano i carabinieri. Un litigio tra mamma e figlio causato dalla probabile bocciatura a scuola. Poi tutto accade in un attimo. Il ragazzino 12 anni si sporge dal terrazzo e cade, un volo di 6 metri. La madre sente un tonfo sordo e disperata, si precipita fuori dall'abitazione. Immediatamente viene allertato il suo M118. Il 12enne ha una brutta frattura al femore, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Una tragedia sfiorata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Indagini che escludono per ora il coinvolgimento di terzi. Il ragazzino, dopo il litigio con la mamma che lo aveva rimproverato per la bocciatura a scuola, si sarebbe gettato volontariamente dal balcone. Secondo i primi riscontri degli uomini dell'arma, il 12enne non sarebbe stato né spinto né urtato da qualcuno. L'episodio si è consumato in un comune della cintura urbana nella serata di ieri.
Ci sono poi i temi del caro bolletta, dell'inflazione che galoppa e delle nuove povertà, consumatori in piazza per dire stop al caro vita. È successo oggi a Vicenza. Ascoltateci. Le pentole sono vuote a causa degli aumenti dei prezzi, caro vita, corsa al rialzo, per cui oggi in tutte le piazze italiane le associazioni dei consumatori hanno dato voce alle difficoltà delle famiglie. Le famiglie stanno stringendo la cinghia, stanno svuotando le pentole, rimandando anche il pasto e tenendo quello che si può spendere per i figli più piccoli. Piazza Biade, il centro veneto di raccolta in cui si sono riuniti i rappresentanti per denunciare la spinta inflazionistica che in Veneto tocca Vicenza più che altri capoluoghi. Ma qui a Vicenza possiamo dire che l'inflazione sta crescendo di più di altre città d'Italia, perciò qualcosa ci preoccupa maggiormente, più se pensiamo che in questi giorni, come ben sappiamo, sono aumentati i tassi di interesse, avremo anche a fare i conti con mutui che aumentano e prestiti che le famiglie che hanno già problemi avranno da fare i conti anche con questa emergenza. Una tra le prime è quella che le associazioni dei consumatori possano sedersi ai tavoli del governo e definire assieme a loro, ai decisori politici, quali sono le misure più efficaci e più efficienti per la popolazione. Al momento siamo rimasti purtroppo inascoltati, motivo per il quale in tutte le piazze d'Italia siamo scesi per protestare, per far sentire la nostra voce. Vogliamo dare un segnale che la gente ormai non ne può più, gli aumenti, l'inflazione, gli aumenti gli alimentari, l'energia e tutto ci stanno massacrando e a fronte di tutto ciò 200 euro di bonus da parte del governo. L'importanza di avere dei comitati territoriali presso per esempio il prefetto formati da personale delle associazioni consumatori che controllino i prezzi. Non c'è nessuna ragione per questi aumenti, è una speculazione, è una fortissima speculazione. E proprio su questo ha fatto luce il prefetto di Vicenza, che ha raccolto le proposte della delegazione. Il prefetto ha garantito che farà un'analisi evidentemente delle proposte per calarle territorialmente, però ci saranno delle determinazioni che saranno assunte a livello nazionale. Piuttosto io ho assicurato la mia disponibilità invece ad essere attento ad eventuali segnalazioni che su fatti specifici loro ritenessero di dover avanzare. Protesta vicentina, ma che riguarda davvero tutti, come riguarda davvero tutti l'Election Day di domenica, lunedì il verdetto che ovviamente seguiremo in diretta. Il verdetto in tempo reale, la gioia dei vincitori, la delusione dei vinti, le percentuali e l'analisi di un voto ancora una volta incerto è tutto da decifrare a partire dal dato sull'affluenza. Tutto è pronto ad Antenna 3 per la lunga maratona elettorale di lunedì a partire dalle 14, ospiti in studio e collegamenti dal territorio. Una non stop tutta da raccontare, come sempre rigorosamente in diretta, mentre tutti gli elettori veneti sono chiamati a esprimersi sui quesiti referendari per la giustizia. Sono 86 invece i comuni che rinnoveranno le loro amministrazioni. Tra le sfide cruciali Verona, Padova e Belluno, è qui soprattutto che le forze politiche misureranno il loro peso specifico dopo 2 anni di pandemia e con una crisi internazionale in atto, e questo in vista delle politiche del 2023, salvo colpi di scena. Dalle 14 quindi l'appuntamento è su Antenna 3, in contemporanea con l'avvio delle operazioni di scrutinio del voto comunale, la politica, l'amministrazione, il territorio, le reazioni a caldo e i comuni che dovranno andare al ballottaggio. Su Antenna 3 ancora una volta una maratona da correre insieme. E adesso c'è la pubblicità, fra poco. Si è tenuta questa mattina. Oltre 1 tonnellata di rifiuti raccolti da più di 1000 volontari impegnati nel progetto Piavenet. Nella sola giornata di domenica 5 giugno infatti sono stati recuperati sul greto del fiume Sacro 1370 kg di spazzatura, bottiglie di plastica e vetro, resti di picnic e mozziconi di sigarette, persino un canotto e scarti di cantiere come grossi tubi di gomma. Con il supporto logistico di Savno, cittadini di tutte le età e associazioni di 11 comuni, da Salgareda, Ponte di Piave, da Ormelle a Segusino, hanno partecipato
partecipato alla giornata ecologica. In media ogni comune ha restituito circa 125 kg di spazzatura, numeri certamente importanti ma che vanno letti come un'inversione di tendenza e una maggiore sensibilità da parte dei cittadini, anche grazie alle tante giornate ecologiche promosse dalle amministrazioni comunali sul territorio, come a Cimadolmo, da tempo impegnata nella tutela del paese con diversi gruppi organizzati. Archiviata l'edizione 2022 di Piavenetta, è tempo di pensare al futuro e l'obiettivo è quello di ampliare il numero di adesioni per poter ripulire gli argini del fiume lungo tutto il suo corso dalla fonte fino alla foce. Per questo nel 2023 l'appuntamento coinvolgerà anche i comuni limitrofi al Piave, del Bellunese e del Veneziano. Vediamo adesso le previsioni del weekend con il nostro generale Iannicelli. Si sono attenuate le condizioni che hanno creato instabilità anche accentuata nei giorni scorsi dovuti al forte caldo, impulsi di aria fresca. Ora l'anticiclone, quest'alta pressione africana si è ritirata, quindi il caldo è diminuito, ma soprattutto l'anticiclone Azzorre, che è l'artefice e l'attore dell'estate, si sta spostando verso di noi. È ben evidente dalla carta, vedete, dall'Atlantico, decisamente spinge verso di noi e occupa tutte le nostre zone. Questo andrà a interrompere la possibilità di flusso di aria fresca. Ripeto che poi è quello che provoca i temporali e quindi ci garantisce un periodo di tempo stabile, tra virgolette. Per cosa vuol dire? Che intanto sabato e domenica avremo cielo in prevalenza sereno, ma con il caldo, con l'estate, nel pomeriggio avremo dei cumuli un po' più imponenti che sui rilievi potranno sempre dar vita a qualche breve temporale, ma queste sono, ripeto, sono manifestazioni estive, un tipo di tempo che continuerà anche per tutta la prossima settimana. Intanto i venti sono molto deboli, direzione variabile e soprattutto le temperature, le minime ancora 2 giorni, le minime 18-20 gradi, le massime intorno ai 30 gradi, però dalla prossima settimana gradualmente aumenteranno e le massime arriveranno di nuovo a 32-33 gradi. Temperature alte dettate da una situazione diversa, non dall'anticiclone africano, quindi tutto sommato una temperatura, un caldo più ventilato, meno afoso, quindi un po' più piacevole, ma sempre caldo. E per finire l'Alto Adriatico è previsto da poco mosso, localmente mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. I temi della sanità in primo piano per la cronaca dal bellunese, con la prima tornata di nomine da parte dell'ULSS 1 Dolomiti. 12 nuovi primari sono stati presentati nel pomeriggio dalla direttrice generale Carraro. 12 nuovi primari all'ULSS Dolomiti per coprire altrettanti ruoli di vertice dell'azienda sanitaria, che ha intrapreso un percorso importante per dare stabilità all'organizzazione con professionisti di altissima qualità. I primari sono a capo di un'organizzazione importante fatta di tanti altri professionisti, da medici, infermieri. Sono un riferimento assolutamente importante. La presentazione ufficiale di 12 professionisti nel pomeriggio nella sala riunioni dell'ospedale di Belluno. Nella pianta organica del San Martino sono entrati il dottor De Leo, direttore della cardiologia, il dottor Magli, direttore della radioterapia, il dottor Gatto, direttore della psichiatria, il dottor Balestriero, direttore della radiologia. A Santa Maria del Perato di Feltre i nuovi ingressi sono il dottor Brega, direttore della psichiatria, il dottor Di Fabio, direttore dell'ortopedia, la dottoressa Omiciuolo, direttrice della geriatria. All'ospedale di Pieve di Cadore dal prossimo 16 giugno prenderà servizio il dottor Carraro, direttore della medicina. Al Serde dal 1 giugno c'è la dottoressa Manzan. Nello stesso giorno la dottoressa Schievenin ha preso servizio alla farmacia territoriale. All'appello oggi mancavano 2 direttori di distretto impegnati in un corso. Il primario è sempre un punto di garanzia anche per l'utente. Abbiamo coperto altri ruoli che ho trovato libero, si sono scoperti in questo periodo. Ci sono dei tempi tecnici che devono essere fatti per fare, diciamo, le procedure così come prevede la normativa. Stiamo cercando di andare più veloci possibili. Il turnover dei professionisti è tema ricorrente, vuoi per raggiunti limiti di età, vuoi per opportunità diverse che si presentano grazie all'esperienza maturata nel territorio. Le procedure perciò sono sempre aperte. E per me avere il primario è avere un aiuto importante nella gestione quotidiana.
Sarà completamente ristrutturata la mensa dell'Istituto Agrario di Feltre. La provincia di Belluno si è aggiudicata un altro importante progetto del PNRR per un importo di 505.000 euro. I lavori metteranno in sicurezza cucina e deposito e rinnoveranno gli ambienti, saranno inoltre cambiati tutti i serramenti e verrà rifatta la facciata. Con il bando mense l'amministrazione provinciale al momento beneficia di un finanziamento totale da PNRR Scuole pari a oltre 16 milioni di euro, che comprende il progetto per la demolizione e ricostruzione ex novo, sempre a Feltre, dell'Istituto Negrelli. I temi dell'occupazione oggi, assemblea della Camera del Lavoro. Mi chiedo, se non sono troppo indiscreto, ma come mai sei licenziata? Dopo 4 anni, non ha mai pensato di aver raggiunto l'apice? Ha maturato esperienza nel problem solving, tipo cosa indossare la mattina? O decidere se fare la piega ai capelli quando fuori piove? Anche uno spettacolo dal titolo emblematico Stabile precariato tra le bandiere rosse della CGIL in assemblea pubblica. Un monologo che racconta situazioni di vita vissuta, di problemi del vivere quotidiano. Uno spettacolo che parla di lavoro, con anche un minimo di leggerezza. Si vanno ad affrontare dei temi molto importanti come il caporalato, come il mobbing, come le molestie sul lavoro, però si intervalla anche con degli argomenti un po' più leggeri, perché sono sempre stato dell'opinione che bisogna anche avere la capacità di prendersi un po' in giro. Assemblea pubblica per la CGIL, assemblea pubblica aperta a cittadini e associazioni. Tanti i temi sul tavolo, dalla guerra alla richiesta di pace, dal rincaro vertiginoso dei prezzi alla mancanza di lavoro. Il sistema non sta evidenziando questi temi in maniera forte e decisa, quindi noi ci rivolgiamo alla società aperta, quindi il senso dell'assemblea pubblica è proprio questa, di voler far partecipare anche pezzi ulteriori della società civile, della politica, in maniera che pian pianino si apra un percorso di discussione e di rivendicazione nei confronti anche del governo. Tutto rivolto all'Assemblea nazionale del prossimo 18 giugno a Roma, in Piazza del Popolo, dove la CGIL di Belluno sarà presente con la propria delegazione. Nuovo stemma per il comune di Borgo Valbelluna, passato al vaglio del giudizio popolare che si è espresso con il voto di 562 cittadini. La graduatoria definitiva è stata ottenuta sommando i punteggi assegnati dalla commissione tecnica con quella degli abitanti. Lo stemma vincitore, che ha ottenuto oltre il 70% dei consensi, è suddiviso in 4 parti uguali che contengono gli elementi dei comuni che non ci sono più: il castello per Lentiai, la croce patriarcale per Mel, il fiume per Trichiane e 3 stelle sul sfondo rosso a simboleggiare la fusione. Gli artisti autori del nuovo stemma sono Nicola e Ilaria Ciaramella di Ospitale di Cadore. L'iter si concluderà con l'approvazione dello stemma selezionato da parte prima del Consiglio Comunale e poi del Servizio di Araldica Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È tutto per questa edizione, vi do solo un aggiornamento di questi secondi, lo riporta l'ANSA. Non ci sono ancora risultati concreti nelle ricerche dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco emiliano. Non è stato ancora individuato, ma l'area di perlustrazione si sta restringendo prevalentemente alla zona del comune modenese di Frassinoro. Questa quindi è l'evoluzione di queste ore, però per il momento di questo elicottero non c'è traccia. È tutto da Belluno e Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per l'attenzione, buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana in rinforzo a protezione del nostro territorio nel weekend, che sarà decisamente buono e caldo. Vediamo il dettaglio di sabato 11 giugno. Sul Veneto ci attende una giornata completamente soleggiata, come vediamo il cielo sarà sereno e limpido un po' dappertutto, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza sereno, salvo una possibile residua nuvolosità
di primo mattino sulle zone più orientali della regione. Temperature minime sui 17-21 gradi, massime intorno ai 28-30 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, tuttavia sarà possibile qualche cumulo sui rilievi di confine nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.